Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè, ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio, benvenuti a Due ciacole al caffè in versione estiva. Siamo qui in quest'angolo di Piazza Vigo con un po' di venticello e un ospite molto particolare che è Massimo Bonaldo. Grazie Massimo, Grazie buongiorno. a te, grazie dell'invito. Ho detto molto particolare perché è particolare incontrarlo Massimo a Chioggia, perché da qualche anno a questa parte Massimo ha fatto una scelta insolita, curiosa, interessante, che lo porta a passare buona parte del suo tempo, buona parte dell'anno, dall'altra parte del mondo. È una scelta di vita, è uno stile di lavoro molto particolare. Ce lo racconti Massimo? Che cosa fai? Molto volentieri. Io giro il mondo in barcavela. Che meraviglia! Molto semplicemente. Io sono partito nel 2005 in occasione delle ferie che dovevo prendermi, purtroppo non riuscivo a farlo durante l'estate, ero per una serie di occasioni più o meno fortunate, se voglio sottolineare, sono stato costretto a partire in autunno. In autunno nel Mediterraneo non si naviga perché fa freddo e tutto il resto, ed era forse l'occasione cercata e aspettata per una vita di fare la mia prima attraversata dell'Oceano Atlantico, per cui nel 2005 sono partito dalle Canarie ed ho raggiunto l'isola di Antigua, che è dall'altra parte dell'Atlantico. Quando sono arrivato più o meno a Natale ai Caraibi ho detto: ma quanto bene si sta d'inverno in questi posti. Ho detto quasi quasi il prossimo anno ci riprovo, e così ho fatto. Dopodiché ho detto allora questa è la mia vita, e ho lasciato tutto quello che avevo e che ho fatto in questi E tu quello anni. che avevi era, tu hai lavorato molto tempo in un'agenzia Sì. di comunicazione, eventi. Esatto, io insieme a Giovanni Rubin, recentemente scomparso, abbiamo messo in piedi un'agenzia di comunicazione, spettacoli e di grafica, grazie anche alla sua grande creatività, che si chiamava Global Art nel 92, credo 93. E quindi per una decina d'anni hai fatto questo quasi lavoro. 20, quasi quasi 20, 20, sì, quasi certo. 20, e poi all'inizio degli anni 2000, insieme a Giovanni e a Daniele Monaro, abbiamo messo in piedi anche la fotografica. Senti, ma ti manca questo lavoro che facevi? Io sono sempre stato appassionato di fotografia, continuo ad esserlo. Beh, hai degli scenari meravigliosi, Esatto, quindi continui ad esercitarla, credo, con grande Non più piacere. tardi di qualche mese fa, su invito della Lega Navale di Chioggia, abbiamo proprio messo in piedi una serata dedicata, diciamo, ai miei viaggi attraverso le mie foto. Senti, in questi anni, quanto sei stato via? Quanto tempo ci passi via dell'anno tu in barca a vela? Se tutto va bene, di solito intorno ai 9-10 mesi annui. Aspetta. In pratica tu rientri in Italia, ma non è obbligatorio, potresti rimanere nei paraggi soltanto durante il periodo dei cicloni, che nell'emisfero, diciamo, nostro è durante il periodo estivo, per cui tutti rientrano nel Mediterraneo durante il periodo primaverile estivo, mentre dall'altra parte, Pacifico, è il contrario, per cui tu rientri, nel mio caso va benissimo perché rientro a Natale e riparto alla volta di febbraio-marzo. Senti, ma la cosa interessante poi, che anche tu mi hai raccontato, è questo sicuramente, questo tuo vagare in barca a vela, che tutti, insomma, è invidiabilissimo, almeno da parte mia, ma il fatto è anche che tu non è che lo fai proprio per lavoro. Beh, si lavora molto, Cioè si si lavora, ma non è una scelta professionale, No, la tua, è una no, scelta no. di vita. Sono Quindi tanti modi di viaggiare, si può farlo per lavoro, per cui essere tu non lo fai per lavoro, no? E quindi come fai? Cosa succede? Succede che sei alla pari. In pratica ci sono delle persone, direi di solito più anziane di me, che magari sono in pensione, che hanno questa grande passione per la barca, però magari sono sole o non hanno la moglie che condivida con lui questa scelta di vita, eccetera, per cui ha bisogno di una mano, ma anche di compagnia, per cui cerca delle persone, come nel mio caso, che devo dire in questi anni sono stato sempre molto fortunato, che condivida sia in termini lavorativi ma anche in termini di condivisione delle esperienze che tu fai in giro per il mondo, e per cui
cui io per adesso sono riuscito a fare questo. Quindi hai incontrato un sacco di gente. Ho girato sì, ho cambiato parecchie barche, ma di solito sempre per problemi inerenti all'armatore, cioè il proprietario della barca che magari aveva qualche problema da risolvere in Italia ed io ero costretto a sbarcare da questa barca, perché chiaramente non è mia, certo. E imbarcarmi in un'altra parte. Senti, quanti paesi del mondo hai visto finora? Magari se facciamo l'elenco stiamo qui fino a No, domani. non ce la facciamo. Diciamo che io sono partito dall'Italia, ho fatto 3 volte l'Oceano Atlantico e 2 volte l'Oceano Pacifico, 3 volte il canale di Panama, 3 volte passato l'Equatore. Mi manca un pezzettino di indiano per poter dire di aver fatto il giro del mondo, ma devo dire non è lo scopo della mia vita, non è finire il giro del mondo. Qual è lo scopo della tua vita, Stare visto che l'hai in giro per il nominato? mondo. Stare in giro per il mondo. Senti, ogni volta che vai in un posto nuovo c'è qualcosa di particolare che fai, un rito propiziatorio, qualcosa di scaramantico? Sì, c'è qualcosa legata come sempre al mondo marinaresco, che poi non è vero che i marinai non sono, diciamo, delle persone che non credono nella fortuna, sono dei riti scaramantici per tutti. Per esempio? Io ne ho uno quando arrivo in un paese nuovo, mi metto una specie di coppola che mi è stata fatta a uncinetto da una splendida ragazza di Lampedusa molti anni fa, mi metto la maglietta fatta a mano, dipinta a mano da mia sorella con scritto buon vento, cioè che ormai è consumatissima, per cui devo metterla. Quindi ti porti un pezzetto dei tuoi affetti certo, più certo, cari certo. sempre. Ma poi diventa anche una cosa scaramantica, ho paura che se non Certo. faccio quel gesto magari possa accadere chissà che cosa. Qualcosa. Senti, disavventure, cose particolari ne saranno capitate? Noi navighiamo di solito nella fascia equatoriale, per cui a me piace il caldo solo, solo nei punti, diciamo, caldi, per cui nella zona tropicale c'è qualche acquazzone ogni tanto, qualche groppo. Attacchi di pirati, cose... No, questo per fortuna ancora no. Per fortuna ancora no. Anche se ho passato dei punti che vengono e che sono decisamente votati alla marineria, Singapore, lo Stretto di Torres. Mi manca il Mar Rosso, che però ad esempio, che è molto pericoloso sotto il punto di vista come le cronache insegnano, certo, per quanto riguarda la pirateria, però ad esempio con l'ultimo comandante con cui ero imbarcato non si pensava di fare il Mar Rosso, si pensava di scendere giù lungo il Madagascar, per cui fare il Sudafrica e ritornare su per l'Atlantico senza passare il Mar Rosso e rientrare in Mediterraneo in pratica. Cioè non devi rientrare necessariamente a casa. Certo, quindi questo tu hai già detto, il tuo scopo è stare in giro per il mondo, quindi penso che hai intenzione di farlo ancora per parecchio tempo. Per sempre, spero. Per sempre. Finché la salute... Noi dobbiamo imparare una cosa, si dice che la salute è il bene primario, ed è verissimo, ma forse trascuriamo un altro elemento importantissimo del quale purtroppo non abbiamo il comando, perché la salute tutto sommato magari uno si tiene a dieta, si segue, ed è un bene preziosissimo che è il tempo. Il tempo. Io mi sono reso conto che il tempo non lo decidi tu, oggi ci sei, domani non ci sei più, e va sfruttato, ogni giorno un giorno, ogni minuto è un minuto, e le persone che incontri durante i miei viaggi, ne ho incontrate migliaia e migliaia, e le amicizie che instauri con queste persone, i posti che vedi, le differenze anche culturali che vedi ti arricchiscono moltissimo e non ha prezzo. Questo non lo puoi fare se non attraverso questo tipo di scelta che ho fatto io, cioè la vacanza, che ne so, 2 mesi in Polinesia o un mese o 15 giorni in Polinesia non paga quanto, ma tra l'altro non è ancora sufficiente. Faccio l'esempio, io alle Figi sono rimasto 4 mesi, Caspita. Ci sono degli amici miei che sono rimasti in Australia 6 mesi, sono delle persone fai che ho tempo conosciuto... a pensarti una persona del luogo, effettivamente, in tutto quel tempo, fai ti tempo a piace vivere un pezzetto posto di e vita. magari ti fermi. Certo. Decidi di non continuare il viaggio. C'è una persona con cui ho fatto non tantissimo tempo fa un bel tratto di Oceano Pacifico fino alle Marchesi, che era partito 10 anni prima, si è fermato a Panama, ha messo su casa a Panama e 10 anni dopo ha deciso di ripartire. Questo è un rischio anche per i naviganti. Sì. Qualcuno mi dice ma ci sono dei posti dove posso dire le donne sono veramente meravigliose. Ah, quindi insomma, per cui sei molto tentato. Sei molto tentato. Le sirene di Ulisse cantano, ma anche terrestri. Anche terrestri. Senti Massimo, un'ultima cosa, se ne sembrano tantissimi qui da farsi raccontare da te, aneddoti, episodi, ma una cosa invece che riguarda il ritorno, perché adesso tu sei a Chioggia e comunque a Chioggia hai gli amici, hai la famiglia, insomma so che tua mamma conserva tutti i tuoi ricordi di viaggio. Quando torni, cosa ti piace fare? Qual è l'immagine che ti si stampa prima negli occhi della tua città? Sicuramente il fatto
questo è subito dopo però. Sicuramente quando io rientro, di solito si rientra in aereo perché magari si lascia la barca per la stagione di cicloni appunto ferma alle Figi piuttosto che in Australia, piuttosto che in un altro posto. Quando io rientro di solito o in pullman o in macchina se vengono a prendermi all'aeroporto qualcuno, quando tu arrivi diciamo appena termina il ponte traslagunare e vedi la silhouette di Chioggia ti si apre un po' il cuore, però ogni volta che torno la vedo cambiata, la vedo magari in meglio, in meglio, non lo so. Non lo so, perché poi alla fine secondo me una delle città più belle del mondo è Chioggia. Diciamo c'è da crederti con tutti i posti che hai visto, certo, insomma, quando certo. lo dici. Però ecco, io in questo caso la vivo da turista ed è la cosa più bella del mondo. Viverla da turista, tu rimani qua un paio di mesi, hai il tempo di salutare gli amici, poi durante il periodo natalizio tu ben sai la cena qua, la cena lì, per cui vivi quel mese, 2 mesi in perfetta sintonia con te stesso, con tutti rilassato, i pregi e senza i lati negativi, siccome siamo in una città di mare, dopo 3 mesi, in questo caso sarebbero 3 giorni, sai che come il pesce, che bisogna dopo andare. 3 giorni bisogna ripartire, perché ti diventa stretta poi, molto stretta, poi quando hai e poi da navigante, insomma, il mare accoglie, il mare vabbè, ci sono dei spedisce. tratti che rimani fuori in navigazione senza scalo, per cui senza vedere, alle volte anche senza vedere navi, incrociare navi anche per 3 o 4 settimane, un mese. Il Pacifico ad esempio sono 3.200 miglia più o meno, c'è chi ci ha messo poco più di un mese, noi ne abbiamo messi 26 di giorni, 25-26 ed è il tratto più lungo, però insomma... E poi non incrociare nessuno per un sacco di tempo. Alle volte non incroci veramente nessuno per dei giorni, forse anche per 2 settimane. Allora Massimo, io ti ringrazio molto e noi ti auguriamo davvero buon vento per le prossime avventure. Grazie dell'augurio. Buon pomeriggio e alla prossima occasione per 2 ciacole al caffè.